Basta con Roma. A differenza di quanto si possa pensare, non è uno slogan da leghista duro e puro, quello che Luca Zaia lancia contro la capitale. In questo caso si parla della candidatura olimpica di Venezia lanciata da Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Rispetto alle Olimpiadi noi abbiamo già conosciuto la fame che hanno i romani rispetto ai grandi eventi, è una fame positiva, legittima, ma è contro di noi. Venezia, come ricorderete, si era già candidata ad ospitare le Olimpiadi del 2020, quelle poi assegnate a Tokyo pochi giorni fa, ma aveva perso la sfida interna con Roma. Poi l'allora Presidente del Consiglio Monti fermò l'iniziativa. Ora che torna in ballo una candidatura italiana per quelle successive, Venezia torna a farsi avanti. Noi abbiamo proposto le Olimpiadi low cost l'ultima volta, cioè utilizzando le strutture sportive che abbiamo vogliamo riproporre questa candidatura e diciamo anche che Roma viene sempre dopo di noi. Zaia diventa molto esplicito con la capitale. Io sono stato un grande sostenitore della candidatura alle Olimpiadi del passato che abbiamo perso e sono convinto che dobbiamo ancora ripresentare e chiedo anzi che Roma si tolga dal contesto delle candidature perché ormai ha già dato. Basterebbe non pensare che gli impianti debbano essere tutti nel territorio comunale veneziano, altrimenti solo le megalopoli potranno pensare di ospitare in futuro questi avvenimenti. In quest'ottica Zaia pensa a un'alleanza con Milano per un'Olimpiade estesa sul territorio che sfrutti gli impianti già esistenti. Io penso che potrebbe essere una grande operazione, cioè l'idea di pensare di veicolare un po' tutte queste iniziative su strutture peraltro che sono all'avanguardia come le nostre. L'iniziativa trova anche l'appoggio di Matteo Zoppas, il presidente degli industriali veneziani, che mette la sua associazione al fianco delle istituzioni per vincere questa sfida. Le Olimpiadi, aggiunge Zoppas, significherebbero indubbie ricadute economiche utili a rilanciare il territorio.